Carlo Gucci, allenatore dell'Iren Follonica, sconfitta pesante, forse è anche un risultato un po' immeritato, perché comunque, come diceva Elia, si è concretizzato tutto alla fine. Sì, buonasera a tutti innanzitutto. Vabbè, credo che Camaiore abbia fatto la sua partita, sono stati sempre in partita dall'inizio alla fine. Noi abbiamo avuto dei momenti in cui facevamo più gioco, dei momenti in cui facevamo meno gioco e in quei momenti in cui facevamo meno gioco abbiamo sempre pagato. E purtroppo è andata così. Dobbiamo lavorare meglio, lavorare meglio. La partita di oggi non siamo contenti perché eh, avevamo visto cose buone durante la settimana, durante anche le partite scorse e speravamo in molto meglio oggi. E invece è andata così. Ho chiesto anche a Elia Guidi, obiettivi del campionato? Obiettivi del campionato non abbiamo obiettivi particolari, è quello di far crescere i ragazzi in questo campionato che ci sembra importante. I ragazzi sono qualcuno alla prima esperienza, qualcuno comunque è sempre giovane e devono soltanto crescere. Per noi l'obiettivo è questo e non abbiamo obiettivi diciamo di risultati. Grazie allora, in bocca al lupo. Prego, crepi il lupo, buona serata.